L'Italia torna a Udine per una gara valida per la Nations League, rinnovando un binomio che si è sempre più consolidato da quando è stato edificato il nuovo stadio grazie al grande lavoro e alla lungimiranza del patron Giampaolo Pozzo. Nell'ambito degli accordi di collaborazione con la Regione Lazio e la Regione Friuli Venezia Giulia, la FIGC ha deciso di organizzare nelle due regioni le 4 partite casalinghe che tra settembre e ottobre vedranno impegnate la Nazionale Maggiore e la Nazionale Under 21. Le prime 2 tappe saranno nel Lazio con l'Under 21 Italia-San Marino che si giocherà a Latina, mentre giovedì 10 ottobre lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della sfida di Nations League tra l'Italia e il Belgio. La palla passerà poi al Friuli Venezia Giulia. Lunedì 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine la Nazionale Maggiore affronterà Israele in Nations League e il giorno seguente, martedì 15 ottobre, lo Stadio Nereo Rocco di Trieste farà da cornice all'incontro valevole per le qualificazioni europee tra l'Under 21 e la Repubblica d'Irlanda. L'Italia, con l'ex Luciano Spalletti in panchina a fare da commissario tecnico, tornerà dunque a Udine con calcio d'inizio alle 20:45 del 14 ottobre prossimo e sarà il 10° match che gli azzurri giocheranno nel capoluogo friulano. Sono 9 infatti i match disputati a Udine, dove l'Italia è imbattuta, avendo collezionato 7 vittorie e 2 pareggi. L'ultimo precedente risale al 23 marzo 2019 al successo per 2-0 sulla Finlandia in un incontro valido per le qualificazioni a Euro 2020, poi vinto dagli azzurri. Era solo un amichevole, ma fu particolarmente significativa quella contro la Spagna, la prima partita dall'edificazione del nuovo stadio. Dopo l'appuntamento di Donnarumma e soci al Blue Energy Stadium, il giorno successivo sarà la volta degli azzurrini di Nunziata al Nereo Rocco, 6ª volta per l'Under 21 a Trieste, visto che sono 5 le gare disputate dagli azzurrini. Nel capoluogo giuliano 3 al Nereo Rocco, 2 al Giuseppe Grezzar e sono imbattuti avendo collezionato 3 vittorie e 2 pareggi. L'ultimo precedente, al Nereo Rocco, è del 29 marzo 2022, quando in un match valido per le qualificazioni al campionato europeo l'Italia superò 1-0 la Bosnia-Erzegovina grazie al gol messo a segno da Nicolo Rovella.